Eccoci qui questa sera, venerdì 2 febbraio 2018, al White Angel in occasione della serata Talenti Emergenti. E qui con noi appunto c'è uno dei membri della giuria, il nostro caro caporedattore Nicola Napolitano. Ciao Nicola, buonasera. È un piacere stare con voi, buonasera a tutti. Allora, diciamo che la serata si è svolta in maniera egregia, abbiamo visto tanti talenti diciamo, che si sono esibiti, la giuria è stata molto contenta, soprattutto da varie esibizioni, ci sono stati 7 cantanti, ci sono stati 2 ballerini, c'è stato un ottimo comico, quindi diciamo come prima serata siamo molto contenti, il livello era abbastanza alto, quindi bene così. Quindi secondo te questo tipo di attività è da riproporre in futuro, in quanto può creare una certa risonanza appunto tra la popolazione, i nostri lettori? Esattamente, anche perché noi, allora, il nostro obiettivo è anche cercare di far emergere quel talento che spesso è nascosto, quindi queste serate servono proprio a questo, magari anche a far acquisire ad alcune persone che magari sono timide, possono acquisire la forza di credere in loro stessi, quindi diciamo un'autostima, e queste serate sono importanti proprio per questa cosa qua. Parlando proprio di talento appunto, secondo te che cos'è il talento? È la capacità di dare emozione al pubblico, emozione alle altre persone. Ad esempio un ballerino può anche sbagliare i passi, può sbagliare il tempo, però se emoziona, per me ha talento. Tu invece da piccolo già sapevi che saresti diventato poi un caporedattore oppure avevi un altro talento che poi non sei riuscito più a coltivare? Allora, in realtà io ho sempre avuto l'hobby del giornalismo e sono stato per 2 anni in una redazione di giornale. Dal punto di vista artistico ti dico che io per 13-14 anni ho fatto il DJ, il producer, quindi il talento musicale, diciamo, ce l'avevo e anch'io avevo lo stesso problema, non riuscivo ad esprimerlo e poi piano piano l'ho espresso e diciamo ho avuto questa attività di DJ per parecchi anni, quindi anche io ho avuto questa occasione, diciamo, dal punto di vista artistico. Poi la vita ti fa fare altre scelte, impegni lavorativi eccetera, ho un po' abbandonato e quindi basta crederci nelle cose e i risultati si ottengono. Rivolgi il tuo più caloroso saluto. Allora, un saluto a tutti gli amici di Street News e mi raccomando seguiteci perché noi siamo una testata giovane, siamo una testata che ha voglia di fare e con il vostro contributo possiamo migliorare, quindi mi raccomando tutti su Street News. Concordo, grazie Nicola.